Rieccoci, noi parlavamo che durante la pubblicità col vice sindaco Andrea Micalizzi, vi ricordo la puntata è registrata un paio d'ore prima della messa in onda, quindi potete mandare i messaggi al numero che tra poco vedrete in sovraimpressione, eccolo qui 345 33 4 1171, oppure email al sindaco risponde @gruppotv7.com. Noi la settimana prossima leggeremo ovviamente tutti i messaggi e tutte le domande che voi farete al sindaco e in questo caso anche al vice sindaco, dunque le leggeremo la settimana prossima. Allora stiamo attendendo, come parlavamo prima con il vice sindaco Andrea Micalizzi, soldi per la Prandina. Adesso lui sta già telefonando e sicuramente riuscirà a farli arrivare in modo rapido. È vero, sta arrivando, vedo che sta usando il telefono, sta già contattando per farci arrivare i finanziamenti. Ho un finanziatore che mi stava ascoltando, no, sto scherzando. Scherziamo. Invece di seguito invece c'è la Piazza Insurrezione, che lì è un percorso che dovrebbe comprendere un piano globale, quindi Piazza Insurrezione sarebbe compresa anche qui nel post Prandina, se non erro, mi aiuti a capire la situazione. Avete inaugurato il parcheggio in Largo Europa, posti in più che sono diventati da privati del comune, quindi questo tutto bene, però c'è la storia Piazza Insurrezione, che avete già fatto degli eventi e si vede benissimo, certo, che sarebbe bella renderla una piazza come tutte le altre, non un parcheggio, però lì il sindaco dice la piazza, c'è qualcuno, qualche consigliere che è anche dalla vostra parte, dice ma lì prendiamo da 1,5 milioni, 1,8 milioni all'anno, poi ci lamentiamo che non arrivano soldi, se la togliamo, anche lì è una bella storia. E quindi? Questo perché... Lei sorride, Micalizzi. Perché è anche appassionante. Allora, il dibattito politico supera, come dire, poi spesso le reali possibilità concrete che abbiamo, che sono quelle dei finanziamenti, dei progetti che per realizzarsi, come dire, sono lunghi. Piazza Insurrezione, tutte le amministrazioni da 15 anni che se ne parla, che vogliono, come dire, aprirla ai pedoni, insomma, togliere le auto. E quindi anche qui quindi il tema è sicuramente suggestivo, ma va unita la suggestione di una piazza consegnata ai cittadini per attività culturali, ricreative, commerciali, insomma, tipo mercati, cose così, garantendo l'accessibilità ovviamente del centro, quindi deve essere compiuta anche l'altra parte. Il Parc Contarine è un passo in avanti importante. Io da assessore al patrimonio ho fatto quel passo di dire i parcheggi che oggi sono gestiti da privati, perché quegli spazi lì sono sempre stati di proprietà pubblica, ma a suo tempo li avevano dati in gestione a delle società private che lo gestivano. Io ho voluto che tornasse in mano pubblica e quindi dato in gestione ad APS Holding, la nostra società che gestisce i parcheggi. Lei mi sta parlando del parcheggio Europa. Sì. Io le ho chiesto del parcheggio di Piazza Insurrezione. Però non mi ha ascoltato. No, l'ho ascoltato bene, perché lei è bravo, mi porta dove vuole. Io non è che la porto dove voglio io sto dicendo che per togliere i parcheggi da Piazza Insurrezione, è collegato alla Prandina, cosa molto suggestiva, noi dobbiamo però non togliere la recettività del centro, la possibilità degli avventori del centro di poter parcheggiare, quindi dobbiamo trovare delle alternative. Micalizzi, giusto. Quindi il Contarine io lo vedo non come un diversivo dal punto di vista della discussione, lo vedo come un posto dove recuperare parcheggi in modo tale da poter pensare di poter liberare Piazza Insurrezione, perché non è che Piazza Insurrezione era libero solo se metto i parcheggi alla Prandina, ma se trovo un sistema di accessibilità globale che va bene, dove dentro ci metto anche il tram, perché il tram che arriva in centro attraverso la direttrice di Corso Milano, e qui stiamo parlando di, come dire, una situazione che va oltre al tempo, significa che molte persone potranno arrivare in centro senza la necessità di dover parcheggiare nelle immediate vicinanze, ma un parcheggio lì vicino e la disponibilità di parcheggio comunque vicino serve comunque. Quindi in questo senso, perché non andiamo a finire con il tram a Rubano, a Vigonza, perché qui siamo in piazza. Ho capito cosa vuole dire Micalizzi, capisco la problematica, perché in effetti togliere quella piazza al parcheggio, che
porta molto denaro al comune, non è una cosa facile sotto l'aspetto economico e anche ovviamente logistico, e quindi capisco. Ma è importante anche per molte attività e per la vita del centro. Io guardi, le faccio un esempio, il parcheggio, il multipark che si trova di fronte a Piazzale Boschetti, che quello era e non è ancora molto conosciuto, ha iniziato a essere conosciuto, tant'è che via Carlo Cassan, quella che porta in via Altinate, per capirci, adesso è trafficato. Una volta quella via lì non passava nemmeno un cane, con tutto il rispetto del cane. Adesso c'è un parcheggio che è conosciuto, una zona che è anche a ottima disponibilità di posti auto, e quindi perché la zona delle Scrovegni ha anche molti parcheggi esterni, quindi nel costruire la città c'è un'identità e una logica. Però mi faccia dire una cosa, perché la vicenda di Piazza Insurrezione non è che si risolverà dando ragione a chi dice parcheggio sì o parcheggio no, la si risolverà dando una risposta alla necessità di parcheggio altrove. Il Contarine è una risposta, Prandina ne può essere un'altra, si sono convinto, il tram è un'altra ancora. Magari quindi noi dobbiamo fare i conti con alcuni procedimenti, cioè provvedimenti che nel tempo... Certo, deve essere un progetto globale, come abbiamo detto. E mi aiuti a capire, però mi sembra, rispetto alla Prandina, che qui la maggioranza in assoluto è d'accordo di togliere quel parcheggio. Mi sembra, mi aiuti se dico un'eresia. Mentre la Prandina c'è chi vuole il parco, c'è chi vuole il parcheggio. Piazza Insurrezione mi sembra anche i commercianti siano d'accordo nel renderla la via del lusso, chiamatela come volete, però mi sembra che lì c'è un accordo da parte di tutti. C'è un accordo, un problema. Ma infatti anche per me è una prospettiva positiva, ma ci mancherebbe altro. Vanno risolte, affrontate alcune cose, ma sulla quale noi stiamo già lavorando bene. Con lei è bello perché la trasmissione un'ora vola, bisognerebbe essere qui delle ore intere. Io rivorrei la diretta. No, ho capito, però come una diretta, questo non si preoccupi, è molto... Infatti... Senta, 2 o 3 cose rapide. Non è compito suo, ma io avevo preparato le domande ovviamente in virtù di avere ospite il sindaco, che non ho potuto intervenire. Le famiglie dei nomadi, c'è stato un divieto di sosta ampliato, via Montà, Chiesa Nuova, il supermercato in via del Plebiscito, cioè l'assessore Bonavina credo abbia ampliato appunto il divieto per questi nomadi che insomma stanno invadendo in maniera scorretta, vengono multati, non pagano le multe. Lei cosa mi dice? Che ha fatto bene l'assessore Bonavina a chiedere questo tipo di ordinanza. Noi dobbiamo implementare, aggiungere alle attività, come dire, di mediazione, che sono tante, anche attività di controllo e di anche inibizione di alcuni luoghi a determinate funzioni. Via Friburgo va bene, i lavori stanno proseguendo? Proseguiamo molto bene, sto cercando di recuperare altre risorse per, come dire, aggiungere degli elementi positivi al progetto. Perfetto, poi l'ultimo, che non sarebbe l'ultimo, però lo faccio ultimo, c'è un rischio produzioni, c'è gente e giovani per il lavoro, proprio per una mancanza di giovani, mancanza di natalità. Non le preoccupa questo in futuro? Il Comune non può fare qualcosa per dare qualche incentivo per far sì che le famiglie procreino un po' di più? Ovviamente non lo fanno perché i costi sono alti, però ci ritroveremo fra una decina d'anni con una mancanza davvero incredibile se continua questo trend. Sì, non è un dato solo padovano, quindi no, è un dato, come dire, no, ma la domanda è, il Comune di Padova ha qualche iniziativa in virtù di far sì che le famiglie, ovviamente elargendo dei buoni nascita, dei premi, non so, sto facendo una domanda così tanto per capire se c'è nel tavolo di lavoro anche questo tipo di ragionamento. Ma noi alcune facilitazioni le abbiamo chiaramente, poi non sono, come dire, determinanti. Anche una città con servizi, una città dove si vive bene dal punto di vista dei servizi, dell'ambiente, è sicuramente un elemento sia di attrattiva per i più giovani, ma è anche una situazione che mette, come dire, anche più sicurezza alle giovani famiglie. Però il dato è un dato che leggiamo
preoccupante e sulle quali dobbiamo anche prendere le misure, penso anche nella gestione di servizi come la scuola. No, ho detto giusto, da prendere le misure, perlomeno da iniziare a ragionarci in maniera importante, perché questo in prossimo imminente futuro sarà una delle priorità che a tutti sfuggono, ma diventerà una priorità. Vabbè, e anche l'effetto, cioè, di una città che non cresce più dal punto di vista urbanistico, perché noi non, come dire, e quindi chi fa famiglia esce dai messaggi potete mandarli al 345, adesso tra poco vedete, 345 334 1171, oppure l'email sindaco risponde @gruppotv7.com. ovviamente leggeremo tutto la settimana prossima. Grazie vice sindaco Andrea Michalizzi, grazie, è sempre un piacere averla ospite, poi io e lei ci troviamo poi, perché lei col sorriso mi inganna, e quindi però la soluzione riusciamo a trovare. Grazie vice sindaco, vi lascio la programmazione di TV7 con il telegiornale e poi con i grandi film di TV7. Buona serata.